Studio online e boom di iscrizioni anche per l'alta formazione, perché oggi pure l'università immatricola studenti, ovvero e-learner 4.0 su piattaforme digitali. Il gruppo di ricerca HERE della CRUI ha condotto uno studio su un segmento dell'offerta formativa mondiale che in 6 anni ha raggiunto 80 milioni di utenti, con oltre 800 atenei in campo e 9.400 corsi a disposizione. Del resto lo studente spesso ha bisogno anche di lavorare. Le nuove tecnologie impongono aggiornamenti e la vita lavorativa si fa sempre più lunga, con obbligo di formazione continua. Dall'andamento generale non si discosta il Nord-Est. Oggi a Padova la prima sessione d'esame dopo la pausa estiva per l'Università Digitale numero 1 al mondo con 256 sedi. Nel Veneto di Ca' Foscari e Bo l'Università Telematica Uninettuno si appoggia al Polo Tecnologico per il Nord-Est di Confservizi Veneto. Complessivamente comunque in Italia gli iscritti sono 15.000 ed è un numero assolutamente in crescita. Il Nord-Est sta facendo la sua parte, in meno di un anno già 200 iscritti con richieste quotidiane. C'è questa flessibilità che ti permette di appunto lavorare. Perché l'e-learning riesce a raggiungere quegli studenti che vogliono affiancare il lavoro allo studio o hanno abbandonato l'università tradizionale, oppure i professionisti che desiderano nuove specializzazioni. I titoli sono quelli della laurea triennale, lauree magistrali e master di primo livello per ora. Stiamo per istituire anche un dottorato di ricerca nella facoltà di ingegneria. Lo studente deve a sgomberare la mente da tutta la burocrazia e arrivare a aprire il suo PC, connettersi, entrare nella piattaforma, studiare, venire qui a fare gli esami e laurearsi.